Voglio fare i migliori auguri a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia per il 2026. Quest'anno, a differenza degli altri anni, vi porto gli auguri dalla nostra montagna, da Tarvisio in questo caso, una montagna che sta vivendo in questi anni una crescita importantissima in termini di turismo e di nuove opportunità che si creano sul territorio. Gli auguri di un felice anno nuovo del presidente della regione Massimiliano Federica provengono dalle montagne del Friuli Venezia Giulia, a rimarcare come turismo e investimenti, lavoro e tempo libero, ma anche identità, siano priorità che questa amministrazione ha in mente di coltivare da qui a fine legislatura. La scelta di puntare a misure strutturali è stato il cardine strategico degli ultimi anni e dei mesi scorsi in particolare, con le scelte prese sul capitolo del welfare e le politiche della famiglia. Sulle misure riguardanti i sociali, in particolar modo sulla famiglia, abbiamo implementato i supporti che diamo ai nostri cittadini. Già durante gli anni pregressi avevamo inserito e abbiamo confermato anche quest'anno le misure sugli asili nido, sul trasporto pubblico per gli studenti, sulla carta famiglia, sul contributo per chi acquista libri per i propri figli che frequentano le scuole. Insomma, una serie di misure importantissime che avevano già incrementato in modo esponenziale i supporti alle famiglie. Quest'anno li abbiamo incrementati ancora di più. Quasi inevitabile il riferimento a uno dei settori più delicati e importanti, ovvero la sanità, con un numero di risorse stanziate che danno la misura dell'attenzione dedicata. Noi con le risorse che abbiamo messo in più, molte in più rispetto al centro-sinistra, molte in più rispetto al centro-sinistra, potevamo tenere tutto così com'era. Non avremmo avuto qualcuno che protestava perché riorganizzavamo il sistema, avremmo accontentato tutti, peccato però che il servizio ai cittadini sarebbe continuato a peggiorare. Bisogna avere il coraggio di fare le scelte nella sanità, avere il coraggio di riorganizzare per migliorare il servizio. E anche questo con una consapevolezza, e per questo parlo di scelte difficili, che quando si riorganizza un sistema sanitario, gli effetti si vedono nel medio-lungo periodo. Continuiamo a crescere insieme, continuiamo a cogliere queste sfide e continuiamo a vincerle. Buon 2026 a tutti e grazie del supporto che date a Regione Friuli Venezia Giulia.